Buonasera dalla redazione TG10, i titoli e gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Lungo post su Facebook del sindaco di Cosenza Mario Chiuto in cui parla della vicenda di Sesto e della sua candidatura. Ho solo messo a disposizione la mia persona. Sono tornati a protestare stamattina a Catanzaro i lavoratori precari della sanità licenziati. Chiedono a Cotticelli di rivedere la sua posizione. Intanto il commissario dice: dobbiamo applicare la legge ma non licenzieremo nessuno. Sgominata una banda di rapinatori dedita ai furti in abitazioni e negozi, colpi anche a Catanzaro, Vibo e Taranto, 19 ordinanze di custodia cautelare eseguite dal comando provinciale dei Carabinieri di Cosenza. Beni per 20 milioni di euro appartenenti al boss Giovanni Mancuso, detto Billy, sono stati sequestrati dai finanzieri del nucleo di polizia giudiziaria di Vibo. I carabinieri forestali hanno operato il sequestro preventivo del canile di Rossano. L'inchiesta della procura di Castrovillari ha portato all'emissione di 9 avvisi di garanzia. Avrebbe compiuto 21 anni Dodò Gabriele, vittima innocente di mafia. Come ogni anno l'associazione Libera ha voluto ricordarlo. Dopo la pausa per le nazionali riprende il campionato di Serie B. La prima squadra a scendere in campo sarà il Cosenza, impegnato domani sera con il Cittadella. Ancora buonasera dalla redazione TG10. Dunque il sindaco Mario Chiuto sceglie Facebook, i social per spiegare le sue ragioni dopo la dichiarazione di dissesto e dice: mi sento perseguitato, io ho messo a disposizione della città e della politica la mia persona. Ho solo messo a disposizione la mia persona per una giusta causa, che è quella di cambiare la Calabria. Le parole del sindaco di Cosenza Mario Chiuto, che in un lungo post su Facebook nel pomeriggio spiega: andremo avanti lo stesso, io non ho paura, ma non voglio che si intenda la mia candidatura a presidente come una imposizione personale. Il primo cittadino Bruzio scrive di aggressioni continue nel corso di questi anni e di aver capito a mie spese, sono parole sue, che qui la politica si fa contro la persona. Il cambiamento realizzato a Cosenza dava e dà fastidio a molti. Abbiamo legalizzato le coop, smantellato i campi rom, box abusivi, realizzato tante buone pratiche e nuove opere pubbliche per centinaia e centinaia di milioni di euro. La città è diventata piena di vita e ha ottenuto decine di premi nazionali. Anche il dissesto, sottolinea, è un altro tentativo di delegittimarmi e farmi fuori. Come noto, dice, la mia giunta, che si è insediata per la prima volta nel 2011, ha trovato nelle casse municipali il debito e il deficit, provando a ripianarli. Anziché dichiarare il dissesto, aderimmo nel 2012 alla nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, cosiddetto predissesto, prevista dal testo unico sugli enti locali, introdotta in quell'anno dal governo Monti. Occhiuto sottolinea inoltre che per i primi 6 anni la Corte calabrese non ha inteso fare alcun controllo, sebbene la norma preveda controlli semestrali, che ha invece avviato nel maggio 2019 e rapidamente concluso nel luglio dello stesso anno, dichiarando il dissesto. Quasi tutte le procedure di predissesto, scrive ancora il sindaco di Cosenza, sono state trasformate in dissesto dalle delibere delle sezioni regionali della Corte dei Conti. In particolare, aggiunge, in Calabria l'80% degli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti è soggetta a tale procedura. Il problema, afferma, è relativo alla riscossione dei tributi locali. In assenza di misure normative idonee per favorire il recupero dell'evasione, risulta la causa principale di tutte le procedure di dissesto. Il post si conclude con l'appello: se c'è chi vuole darci una mano si faccia avanti, perché abbiamo davvero bisogno di tutti. Non v'è dubbio che il dissesto rappresenti un problema per Cosenza, perché nulla sarà più come prima. Un evento del genere non passa inosservato, a maggior ragione se si verifica nel pieno di una campagna elettorale. Probabilmente molti di coloro i quali oggi entrano nel merito della vicenda in altri tempi non lo avrebbero forse fatto, oppure si sarebbero limitati a prenderne atto. Ma questa è la politica e queste sono le sue regole: prendere o lasciare. Ma torniamo al problema. L'obbligo della deliberazione di dissesto, diciamo, era nell'aria, perché già dallo scorso mese di luglio l'orientamento sembrava essere abbastanza chiaro. Oggi a Cosenza accade ciò che è accaduto e accadrà ancora in molte città italiane. Nulla di trascendentale, aumenteranno le tariffe e il peso di dover sopportare nei bilanci comunali futuri gli ammortamenti dei mutui che dovranno essere contratti per saldare i creditori. Detto questo,
Occhiuto e la sua giunta andranno avanti. Certo, non ci sarà più posto né per consulenti né tantomeno potranno essere assegnati incarichi esterni. Al loro posto ci saranno 3 commissari che lavoreranno per riequilibrare i conti. Già, i conti. Sarebbe un'operazione non del tutto vera attribuire all'amministrazione in carica il peso di questa situazione. Chi conosce la vita amministrativa di Cosenza sa benissimo che il problema non è nato ieri, ma che ha origini lontane, perché di conti che non tornano se ne parla da anni. Sarebbe interessante a questo punto, per mettere fine alle polemiche, confrontare il lavoro svolto dai governi cittadini che si sono succeduti negli ultimi anni. L'operazione sarebbe utile per capire bene ciò che è accaduto. È certo che l'amministrazione Occhiuto ha tentato di scongiurare il dissesto, ma gli interventi proposti non hanno soddisfatto la Corte dei Conti. Allora, l'argomento è tecnico e richiede conoscenze specifiche e non può essere letto con l'ottica dell'appartenenza partitica, seppur legittima. L'impressione, insomma, è che ci sia molta preoccupazione, non solo e non soltanto per ciò che il dissesto può generare, ma per eventuali, l'impressione è questa, nuovi scenari politici di là da venire. La sanità adesso in 200 in piazza questa mattina a Catanzaro, sono i precari della sanità che hanno già ricevuto la lettera di licenziamento, medici, infermieri, OS assunti a tempo determinato che sono ritrovati senza futuro in una sanità che denunciano e anche senza servizi, e su questo argomento interviene anche il commissario Cotticelli. Ridateci il nostro lavoro. In corteo con il camice bianco a Catanzaro i precari della sanità, medici, infermieri e operatori sociosanitari di Cosenza e della città capoluogo in piazza. Alcuni di loro sono stati già licenziati, altri attendono la temuta lettera che sanno arriverà entro il 31 dicembre. In 200 assunti attraverso una selezione qualche anno fa, contratti a tempo determinato che non saranno prorogati, chiedono, ed è scritto a caratteri cubitali, la stabilizzazione, evidenziano le contraddizioni di una sanità in cui ci sono piante organiche vuote e allo stesso tempo il poco personale in servizio viene mandato a casa. Il corteo culminato in piazza Prefettura. È una vergogna che i soldi dei cittadini calabresi che pagano con le proprie tasse vengono mandati al nord, agli grandi ospedali del nord, e poi dicono che la sanità in Calabria non funziona. E certo, mandiamo i soldi alle regioni ricche del nord e noi ci impoveriamo e mandiamo a casa i nostri lavoratori, i nostri precari. Questa è sempre una vergogna nazionale. Una situazione difficile al pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove in conseguenza dei licenziamenti sono stati tagliati 40 posti letto. Ho lavorato 4 anni per l'ospedale pugliese Ciaccio. Adesso ritrovarmi così, in questo stato, ridotta così, incatenata per protestare, non è giusto, ci dovrebbe essere più umanità da parte di Cotticelli, perché i politici stanno distruggendo la nostra vita e stanno giocando con le nostre vite e non è giusto, io questo non l'accetto proprio. Nelle scorse settimane il Consiglio regionale ha dato il via libera al decreto salva precari, sul quale il commissario ha espresso perplessità e dato il via libera a 400 assunzioni. Ospedali e aziende sanitarie provinciali dovrebbero attingere dalle graduatorie, l'indice puntato contro il commissario Cotticelli. Si sta consumando una tragedia e sono quasi 3 mesi che abbiamo incontrato persone sorde e cieche. Non so per quale motivo, sicuramente è un interesse politico, è un interesse economico, è la dignità degli esseri umani, della salute di queste persone, di queste famiglie, è una vergogna. Non siamo persone feroci, purtroppo abbiamo una legge che dobbiamo intanto applicare e poi con l'aiuto del governo, mi sono fatto portavoce, il ministro si sta impegnando in questo senso, si lavora per trovare uno strumento legislativo che consenta il recupero di queste professionalità.
Lo ha detto il commissario Cotticelli a margine di un incontro in prefettura a Catanzaro con riferimento all'avvertenza dei precari del settore sanità che oggi hanno organizzato un sit-in contro gli annunciati licenziamenti. Cotticelli ha incontrato una delegazione di precari accompagnati da esponenti sindacali ai quali ha detto a chiare lettere non si licenzia nessuno ma si fa tutto nella legalità. Il problema dei precari, ha poi spiegato Cotticelli, ci ferisce il cuore, sono persone per bene che lavorano e sono un valore aggiunto per l'ospedale in cui lavorano. Purtroppo sono incappati nella spada di Damocle di una legge che non per colpa loro prevedeva che entro 48 mesi dovessero essere regolarizzati. Poi Cotticelli ha parlato del programma operativo per i prossimi 2 anni, che fa sapere sarà piuttosto cospicuo perché sarà arricchito dallo sblocco del turnover e quindi si avrà la possibilità di sostituire il personale andato in pensione regolarmente o per quota 100. Sulla situazione dell'ospedale di Catanzaro, Cotticelli ha evidenziato che il pugliese ha più delle persone previste rispetto agli altri 2 hub della regione. Il commissario si è poi soffermato sulla vicenda degli OSS esternalizzati in servizio all'Annunziata di Cosenza, per i quali sono state avviate le procedure di licenziamento. Quello delle cooperative è un altro discorso, perché il problema è che da anni si rinnovavano tacitamente i contratti a prezzi folli contro gli interessi sia dei lavoratori perché venivano sfruttati a fronte di un costo del servizio esorbitante, sia per altre questioni. Per salvare i posti di lavoro ha poi dichiarato: ho prorogato, ma solo per questa volta e per salvare i posti, di 1 anno il contratto. Come avvoltoi mettevano a frutto assegno furti e rapine, 19 misure cautelari, un'operazione che ha portato in manette 2 gruppi distinti criminali, fra l'altro molto fluidi perché si univano degli elementi, erano dediti appunto a furti e rapine in tutta Italia, ma sono passati, e come, anche dalla Calabria. Si chiama Vulture, ovvero avvoltoi, la duplice indagine che ha colpito 2 distinti gruppi di criminali dediti a furti e rapine in tutta Italia. Il primo gruppo, composto da 5 pregiudicati serbi, era dedito soprattutto ad azioni in abitazioni, anche con modalità violente, come quando, dopo essersi spacciati per carabinieri, i criminali hanno minacciato le vittime con cacciaviti o inseguito l'amico di un padrone di casa, speronando più volte il suo furgone. Il secondo gruppo invece puntava ad esercizi commerciali ed era composto da 14 persone, 3 italiani, un moldavo e 10 romeni. Le inchieste, seguite dai PM Giuseppe Cozzolino e Giuseppe Cava, sono partite 2 anni fa da indagini della stazione dei Carabinieri di Montalto Ufugo. Sono stati raccolti degli elementi di prova molto solidi in ordine a circa 40 colpi tra rapine in abitazione e furti che venivano in gran parte perpetrati in zone diciamo di sviluppo come la zona industriale di Rende o ancora la zona industriale di Montalto Ufugo. I carabinieri hanno messo in opera una grande attività di intercettazione, tanto che alcuni furti praticamente sono stati ascoltati in diretta ed è stato scoperto un vero gergo utilizzato dai criminali, alcuni fuggiti e poi rintracciati all'estero. Per esempio, loro stessi si definivano ragazze che dovevano andare in guerra. Le forze di polizia erano i ratti neri e le guardie giurate le spose. Le 2 bande hanno messo a segno colpi per almeno 700.000 euro nelle province di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Taranto. La ricettazione della refurtiva era poi affidata alle cosche degli zingari di Cosenza. Le 2 strutture criminali erano comunque fluide, ovvero potevano anche cambiare nel tempo. Il procuratore Spagnuolo ha messo infine l'accento sull'alto tasso criminale da non sottovalutare che si riscontra nel territorio cosentino, anche se furti e rapine sono in diminuzione. In particolare citato il caso del centro storico cosentino, dove alcuni degli arrestati abitavano. Il centro storico di Cosenza è un problema di tipo sociale, di tipo etico, di tipo politico-istituzionale prima che criminale, perché nel centro storico purtroppo vi è una presenza di soggetti i quali traggono il sostentamento per vivere solo dall'illecito. Purtroppo non ci sono soltanto gli autori di furti e di rapine, ma ci stanno le basi dello smercio della droga e di altri reati ancora più gravi. Beni per 20 milioni di euro sequestrati al boss Giovanni Mancuso, detto Billy, dai finanzieri del nucleo polizia giudiziaria di Vibo.
Operazione della Guardia di Finanza questa mattina a Vibo Valentia. Beni per 20 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del nucleo di polizia economica finanziaria alla boss Giovanni Mancuso, 78 anni, detto Billy, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L'operazione, denominata Terra Nostra, ha riguardato 92 terreni ubicati nei comuni di Limbadi, Nicotera, Rombiolo, Zungoli, Davapia e Finandari. 16 fabbricati, di cui 2 capannoni industriali a Limbadi e Finandari e in un caso in provincia di Milano, 9 autoveicoli ed un trattore agricolo, 2 aziende agricole con sede a Limbadi, 2 ditte individuali, delle quali una stazione di servizio nel comune di Finandari. La loro individuazione è stata possibile solo al termine di una complessa attività di analisi di informazioni reperite dalle numerose banche dati in uso alla Guardia di Finanza e messe a raffronto. Dalle indagini, coordinate dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, dall'aggiunto Vincenzo Capomolle e dai pubblici ministeri Antonio De Bernardo e Pasquale Mandolfino, sono emerse procedure di passaggio dei beni che, secondo l'accusa, in apparenza rispettano i canoni della legalità, ma in realtà nascondono i meccanismi perversi del metodo mafioso. Molti beni, infatti, sono stati acquisiti, ad esempio grazie all'uso cappione, approfittando dello stato di bisogno dei legittimi proprietari e sfruttando la forza del vincolo associativo, oltre che con passaggi notarili di beni fittiziamente intestati. La denominazione attribuita all'odierna operazione, Terra Nostra appunto, sottolinea poi in maniera evidente l'importanza che rivestono da sempre i terreni, la loro acquisizione e l'utilizzo nelle logiche criminali della famiglia Mancuso, che costituiscono una delle forme più antiche di espressione del potere mafioso sul territorio. Una mancanza di organizzazione finalizzata alla cura degli animali alla base del sequestro del canile comunale di Rossano. Sono coinvolti amministratori pubblici, dipendenti dell'ex comune, dipendenti dell'azienda sanitaria. Sentiamo. Sono stati i carabinieri forestali a porre i sigilli al canile comunale ubicato in località Foresta Corigliano Rossano. 9 gli indagati, si tratta di amministratori pubblici e dipendenti comunali dell'ex comune di Rossano, nonché dipendenti dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, volontari e liberi professionisti. L'inchiesta, coordinata dal procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla e dal pubblico ministero Giovanni Tedeschi, avrebbe evidenziato la mancanza da parte dei responsabili della struttura di una corretta organizzazione finalizzata alla cura degli animali, ricostruite dagli inquirenti tutte le fasi, dagli affidamenti diretti alle associazioni di volontariato, alle adozioni, alla gestione dei rifiuti pericolosi, alla tracciabilità dei farmaci utilizzati per la cura dei cani randaggi. Acquisiti inoltre atti e documenti sulle spese sostenute dal municipio sul canile. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza la verifica che 2 persone si sarebbero occupate delle strutture solo 2 ore al giorno, esclusi i festivi. L'inchiesta avrebbe accertato, attraverso la nomina di un consulente tecnico, il maltrattamento degli animali. Il canile comunale di Corigliano Rossano, dopo il sequestro eseguito oggi, sarà sottoposto ad amministrazione giudiziaria. Nominati dal Tribunale di Castrovillari 2 amministratori, uno per la parte contabile, l'altro per la parte gestionale. Nessuno può dimenticare Dodò Gabriele, il bimbo ucciso mentre giocava a calcetto in un campo alla periferia di Crotone. Ebbene, oggi Dodò avrebbe 21 anni. Il miglior modo per ricordare chi non c'è più è di farlo con le persone che l'hanno conosciuto, gli hanno voluto bene, che raccontano aneddoti di vita trascorsa insieme. E per questo a Crotone, per ricordare il piccolo Dodò, che proprio oggi avrebbe compiuto 21 anni, nella cornice del Teatro Apollo, studenti, amici, insegnanti, ma anche gente comune hanno celebrato una vera e propria festa di compleanno, così come avrebbe voluto lui, tutti insieme, uniti nel suo ricordo. È come se Dodò fosse qua con noi, è sempre stato con noi, non è mai andato via, e per questo ringrazio Dio che ce lo fa sentire ogni giorno vivo e presente. Dodò è una vittima di mafia, così come ce ne sono tante sparse sul territorio nazionale. La sua colpa quel maledetto giorno è stata quella di trovarsi nel posto sbagliato per inseguire una passione, quella del calcio, che Dodò amava tanto. La presenza dello Stato sta a dimostrare non solo l'impegno, a confermare l'impegno dello Stato nella lotta
a questi fenomeni orribili, ma significa anche sta anche a dimostrare il segno tangibile della solidarietà attraverso le competenze che mi sono state affidate. E oggi, a 10 anni di distanza da quel tragico evento, così come accade ormai da tempo, i suoi familiari si sono stretti nell'abbraccio della città di Crotone, ma non solo, idealmente nell'abbraccio di tutti gli italiani che hanno conosciuto quell'angelo volato in cielo troppo presto. Siamo abbracciati da tutta Italia, a cominciare dalla città di Crotone, a tutta Italia, perché ogni anno questa cosa si ripeta e si ricorda il nome di Totò e viene festeggiato il suo compleanno. Genitori forti, genitori sfortunati come quelli di Fabiana Luzzi, la ragazza uccisa dal fidanzatino. Ebbene, il padre di Fabiana Luzzi ha scritto una lettera per ringraziare chi è stato vicino nella polemica, nel contrasto ai permessi premio che sono stati assegnati all'assassino di sua figlia. Ha incontrato martedì in forma privata al Palazzo del Parlamento prima la deputata Mara Carfagna e subito dopo al Palazzo del Ministero della Giustizia il ministro Alfonso Bonafede, entrambi rimasti attoniti e sbalorditi per quello che è accaduto poche settimane fa e denunciato da Mario Luzzi, papà della sedicenne Fabiana accoltellata e bruciata ancora viva dal fidanzato a Corigliano Rossano nel Cosentino, al quale erano stati concessi permessi premio dopo la condanna per l'uccisione della povera sedicenne. In tanti hanno espresso vicinanza e solidarietà e gli attestati di stima sono arrivati da ogni parte, istituzioni, politiche e associazionismo, oltre a persone comuni, hanno voluto far sentire il loro supporto e i genitori di Fabiana hanno voluto ringraziare tutti, ribadendo però il loro no affinché chi si è macchiato di un delitto tanto crudele possa tornare in libertà anche per poco tempo. Siamo desiderosi, hanno detto, di esprimere un grazie per quello che hanno fatto e per quello che faranno in merito alla vicenda. Ringraziamo tutte le persone che con telefonate, messaggi e visite hanno voluto dimostrarci vicinanza e solidarietà. Chi invece non possiamo ringraziare, dicono poi, è il nostro sindaco e la sua giunta comunale, dai quali non abbiamo ricevuto né una telefonata né una visita privata o pubblica. Infine Mario Luzzi ribadisce la posizione di chiusura: mi batterò fino alla morte per il bene e la dignità di ogni donna. Altro argomento, a Castrovillari l'emergenza cinghiali, si muove il prefetto Galeone per un'azione di contrasto. Visita istituzionale del prefetto di Cosenza Paola Galeone a Castrovillari presso la sede del parco con i sindaci dell'area protetta per parlare delle emergenze più importanti con le quali questo territorio si confronta da tempo: cinghiali, viabilità, ma anche l'annosa questione dei rifiuti e del dissesto idrogeologico. Questo è un incontro generale in cui si tratteranno tutte le problematiche e poi successivamente l'impegno della prefettura è singolarmente, per quelle che poi vengono evidenziate le maggiori criticità, un tavolo tecnico ad hoc in prefettura. L'incontro è servito ad irrobustire questo rapporto improntato alla massima collaborazione e alla diretta conoscenza sia di progetti di valorizzazione che delle criticità a cui si è esposti quotidianamente. Sicuramente c'è un punto di riflessione sulle strade, ecco, su quella che è la viabilità, e sicuramente è importante. D'altra parte anche se devo dire spesso le competenze non sono della prefettura ma sono ovviamente regione e provincia, come ad esempio l'emergenza cinghiali, su cui è interessata fortemente anche la regione, ma è la regione che deve dare le sue direttive. L'incontro con il prefetto Galeone è stata anche l'occasione per consentire ai sindaci di aprire un confronto allo scopo di individuare una soluzione su alcune situazioni critiche, quale anche quella relativa alla presenza di cinghiali ormai anche nei centri abitati, che sta non solo compromettendo le attività agricole, ma rischia di mettere a repentaglio la sicurezza delle persone. Io vi do un dato: negli ultimi 3 anni noi ne abbiamo, col piano di selezione del parco, che è il piano più aggressivo d'Italia, ne abbiamo abbattuti 13.000 e ancora sul nostro territorio ne circolano, sulla base di uno studio scientifico, almeno altri 35-40.000. Bene, adesso c'è lo sport, il calcio, si torna in campo dopo la pausa per le nazionali, trasferte insidiose per Cosenza e Crotone, cominciano i rossoblù di Braglia che giocano domani sera l'anticipo su un campo storicamente ostico come quello di Cittadella.
Il tempo per recuperare energie fisiche e mentali c'è stato e adesso serve un cambio di rotta per riprendere il cammino tortuoso verso la salvezza. Il Cosenza riparte da Cittadelle dall'anticipo di domani sera alle 21, dove dovrà dimostrare a tecnico e ai tifosi che dopo aver lavorato duramente durante la sosta ha messo in pratica i progressi visti durante gli allenamenti. Noi dobbiamo fare la nostra partita, noi siamo una squadra che secondo me si può salvare. Siamo attrezzati per fare un campionato di tranquillità, dobbiamo essere realisti perché fino adesso anche l'ambiente, no? C'è stato accanto poche contestazioni, anzi a parte una mezza volta sono venuti a parlare ragazzi, però noi dobbiamo darci delle risposte per noi. Perché io penso che sia arrivato il momento che sì, lavoriamo bene in allenamento, sì, facciamo tutte le cose bene, sì, ma poi le devi fare anche in gara, perché se no è inutile stare qui a parlare, noi dobbiamo fare una grande partita, una grande determinazione, una grande voglia di fare la partita, noi non possiamo subire il palleggio loro o i loro movimenti perché se lo facciamo perdiamo, questo è poco ma sicuro. Litteri sarà disponibile e Braia potrà scegliere fra soluzioni importanti nel reparto offensivo. Luca ha fatto una settimana importante, io spero continui tanto così veramente, perché ce ne abbiamo bisogno, perché può giocare anche in coppia con Rivière, perché ci aggiunge fisicità, dinamicità, perché se sta bene corre pure. Perciò noi abbiamo diverse soluzioni, ci stiamo arrivando alle soluzioni. Finora avevamo un po' le mani legate, però fra quei 4 che mi ha detto lei più Litteri sicuramente verrà fuori l'attacco. Il Crotone invece avrà qualche giorno in più per preparare la sfida con il Pisa. I pitagorici si godono appieno il buon momento che li ha consacrati seconda migliore difesa del torneo cadetto, un titolo che inorgoglisce Vladimir Golemic, punto fermo dello scacchiere a disposizione di mister Stroppa dopo un anno di ambientamento. Ci fa piacere che siamo tra migliori squadre, ma vogliamo essere miglior squadra. Sì, abbiamo lavorato molto duro, molto forte e siamo anche noi consapevoli che quel lavoro ci serve per confrontare altre partite che arrivano adesso in questo momento. Siamo anche con piena fiducia, stiamo crescendo giorno dopo giorno e quindi vogliamo continuare così. Il meteo adesso, le previsioni per le prossime ore, vediamo. La situazione a scala europea è dominata da una profonda depressione posta a ovest delle isole britanniche, quindi lontano dalla nostra regione, dove prevalgono correnti occidentali debolmente instabili, che comunque saranno in grado di produrre fenomeni sparsi, in particolare sui versanti ionici. Domani nella notte tra giovedì e venerdì sul Golfo di Taranto e lo Ionio crotonese è prevista la formazione di temporali che potrebbero localmente lambire le coste del Cosentino Ionico e del Crotonese. Durante le ore pomeridiane aumento della nuvolosità sulle zone montuose con possibilità di rovesci e temporali sui versanti orientali di Sila, Serre Vibonesi e Aspromonte. In serata tutti i fenomeni cesseranno. Altrove poco nuvoloso per tutta la giornata. Temperature stazionarie. Domani mari generalmente poco mossi, venti ovunque deboli a regime di brezza, quindi soffianti dal mare verso la terra di giorno e al contrario durante le ore notturne. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.